Ciao a tutti e benvenuti su questo nuovo ed emozionante video. Se siete appassionati di storie che intrecciano musica e cronaca, questo è il contenuto che fa per voi. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Una svolta clamorosa ha scosso il mondo della musica neomelodica napoletana. Tony Colombo, uno dei cantanti più seguiti della scena, ha lasciato il carcere dopo 15 mesi di detenzione. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta degli avvocati difensori Alfredo Sorge e Sergio Cola, concedendo gli arresti domiciliari nel comune di Gaeta, ritenendo significativamente diminuite le esigenze cautelari. Ma facciamo un passo indietro per comprendere questa intricata vicenda. Il 17 ottobre 2023, un'operazione delle forze dell'ordine sconvolse il panorama musicale partenopeo. Tony Colombo e sua moglie Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, finirono in manette insieme ad altre 27 persone in un blitz contro il temuto clan Di Lauro. Tra gli arrestati spiccava il nome di Vincenzo Di Lauro, figlio del famigerato boss Paolo, soprannominato Ciruzzo il Milionario. Le accuse mosse dalla direzione distrettuale antimafia sono pesantissime. Concorso esterno in associazione mafiosa e partecipazione a un'organizzazione dedita alla produzione di sigarette di contrabbando. Secondo gli investigatori, i coniugi avrebbero investito 35.000 euro in una fabbrica clandestina di sigarette ad Acerra, struttura poi sequestrata dalla Guardia di Finanza. Ma le rivelazioni più scioccanti arrivano dai pentiti. Stando alle loro dichiarazioni, Colombo sarebbe stato costantemente afflitto da problemi finanziari, costringendolo a chiedere prestiti a diversi esponenti della camorra. Le somme? Da capogiro, tra i 50.000 e i 200.000 euro, denaro che sarebbe servito per finanziare concerti, produzioni discografiche e costruire la sua carriera nel mondo della musica. Un altro elemento inquietante emerge dall'inchiesta: il brand di abbigliamento Corleone, che secondo gli inquirenti sarebbe stato creato in società con Vincenzo Di Lauro. Un nome che non lascia spazio a interpretazioni e che ha attirato immediatamente l'attenzione degli investigatori. La Cassazione, nel respingere un precedente ricorso di Colombo, ha utilizzato parole durissime. Tra Colombo e la Rispoli esiste una totale condivisione di intenti. Non sono semplici affiliati, ma soggetti perfettamente inseriti nelle dinamiche criminali dei clan di Scampia Secondigliano. Una valutazione che evidenzia la gravità della situazione. La difesa del cantante ha sempre mantenuto una linea chiara: sono esclusivamente un imprenditore, estraneo a qualsiasi dinamica criminale. Ma per la Procura di Napoli la realtà è ben diversa, tanto da richiedere una condanna a 9 anni per entrambi i coniugi. Il processo, che si sta svolgendo con rito abbreviato, giungerà a sentenza il 7 marzo 2025. Anche Tina Rispoli ha recentemente ottenuto i domiciliari, venendo trasferita a Minturno, in provincia di Latina. Una decisione che ha preceduto di poco quella riguardante il marito e che ha ulteriormente alimentato le discussioni su questa vicenda che continua a tenere banco nelle cronache nazionali. Se questo video vi è piaciuto, sostenete il canale con un like, lasciate un commento con la vostra opinione e iscrivetevi per non saltare i prossimi aggiornamenti su questa incredibile storia. Attivate la campanella delle notifiche per essere sempre informati sui nuovi contenuti. A presto!